Far del bene non costa niente e visto che abbiamo avuto l'opportunità di ricevere questa elargizione a favore nostro, insieme abbiamo deciso di andare a aiutare chi in questo momento sta passando veramente un periodo estremamente difficoltoso. Ecco, io volevo darti una buona notizia. Questo nostro collegamento ha colpito la sensibilità degli amministratori delle case di cura che sono qui presenti e che hanno ascoltato. E quindi mi hanno detto in questo momento che stanno pensando, sono disponibili a fare un altro mese di iniziativa sulla casa di cura per raccogliere e mettere a disposizione i proventi dell'attività senologica da aggiungere ai 5.000 euro che già abbiamo destinato. Perché l'iniziativa vostra è molto bella, molto qualificante, capiamo anche le difficoltà in questo momento di ricostruzione, di avvio della ricostruzione, ma vuole essere un segno di incitamento. Ecco, oggi abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa, per cui ci auguriamo, col sostegno delle pazienti, di raggiungere anche una cifra ci auguriamo anche superiore, perché i bisogni di quei territori sicuramente sono molto elevati.